La Sega Vecchia Cotignola, organizzata dalla Proloco di Cotignola, provincia di Ravenna, dal 23 al 26 marzo. Tutti gli spettacoli e la sfilata di ingresso gratuito. Giovedì 23 ore 20:30 sfilata storica e giochi in piazza dei Rioni. Venerdì 24 nell'arena spettacoli riscaldata dalle ore 21 Cadillac Dream Band rock and roll anni 50-60. Sabato 25 area spettacoli riscaldata dalle ore 21 spettacolo con le brasiliane dell'Ipanema Show do Brasil. Domenica 26 dalle 15 corso mascherato della Vecchia con gruppi a piedi e carri in prima visione. Banda musicale Città di Sarsina e dalle ore 17 Rogo della Vecchia. Ore 20:30 arena spettacoli riscaldata piano bar con Renato Ricci. Tutte le sere baracchina e nell'area spettacolo DJ set, cocktail e aperitivi. In caso di maltempo la sfilata di domenica 26 marzo sarà rinviata alla domenica successiva. Sen gastronomico tutte le sere dalle ore 18:30 e domenica 26. Vi aspettiamo anche a pranzo. Brico Ok, il fai da te a Forlì, vi aspetta con la primavera degli sconti. Tosa erba elettrico 49,95 €, casetta medium store 159 €, degespugliatore a scoppio 2 tempi 149 €, rasa erba Bosch 99,90 €, taglia siepi 99 €, idropulitrice Fury 69,90 € e poi tante altre macchine da giardino, utensili manuali, florovivaismo, concimi e sementi, arredo giardino, irrigazione, accessori giardino, pittura e tutto ciò che serve per il tuo fai da te e la tua casa. Vi aspettiamo da Brico Ok a Forlì. 1 maggio 2017 il Romagnolo Audace, evento ciclistico su 3 percorsi di 80, 110 e 130 km, avventura gravel e ciclotour enogastropanoramico di Romagna, percorsi di tutte le categorie e per tutti i fiati, gravel bike, mountain bike, fat bike e bike e per le famiglie a seguito caccia al tesoro nel territorio di Lugo, evento organizzato dalla SD Dega Riders Team Bikes Lo Romagna, info 0545 45 41 1. Eurodigital, impianti SAT, TV, allarme, videosorveglianza, Sky Service. Siamo a Imola, via Turate 17 e siamo anche a Faenza, via Strocchi 43/A. www.eurodigitalsky.com, eurodigital@alice.it. Grande offerta del momento: a chi si presenta al punto vendita di Imola o Faenza applicheremo uno sconto sul nuovo abbonamento. Vi aspettiamo. Anche con la viabilità temporaneamente modificata, non preoccupatevi, siamo sempre raggiungibili. Via Selice da via Brodolini a via Lasie, percorribile solo in direzione autostrada. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 1, il venerdì dalle ore 11 alle ore 4, il sabato dalle ore 11 alle ore 5. McDonald's, Imola, vi aspettiamo. Sofia del Carmen! Tutto è pronto per la partenza della 20ª edizione, assessore del Carnevale dei Fantaveicoli. Si sa che il Carnevale va veramente contro senso, contro ogni abitudine, e qui si parte da un luogo deputato alle auto, Autodromo Enzo Dino e Ferrari. Qui partono a piedi. Perché dico questo, assessore Marchetti? Perché il Carnevale dei Fantaveicoli è un carnevale ecologico e quindi la regola è che tutti i mezzi devono utilizzare materiali non inquinanti, quindi si va a pedali, oppure a spinta, oppure motori elettrici, oppure ad aria compressa, però non c'è nulla di inquinante. E il carnevale però nasce dalla passione dei motori, no? E della velocità, per cui velocità diciamo non inquinante, motori, e partiamo dall'autodromo. Hanno delle idee veramente bellissime, si vede che investono veramente in fantasia, perché l'ingrediente principale del carnevale è la fantasia, no? Per cui tutte le idee devono essere messe a frutto, tant'è che c'è un lavoro, no? Si lavora tutto l'anno, sia i costruttori che anche nel mettere in campo le idee che ci sono. Abbiamo quasi un'edizione storica, 50 gruppi, tra gruppi mascherati, fantaveicoli, gruppi anche che provengono da città diverse. Abbiamo addirittura un fantacostruttore che viene da Matera, Reggio Emilia, Parma, Venezia, Codigoro, Massa Lombarda, Casola Valsegna, quindi oltre che chiaramente ai costruttori di Imola.
Per cui è una bella festa, perché questa poi è la caratteristica principale. Il carnevale è una festa dei grandi e dei piccoli. Gli ingredienti sono diversi, credo che nascano veramente dalle caratteristiche di questo territorio, no? Come dicevo prima, c'è un amore per i motori, una passione per le moto, la velocità, ma anche tanta fantasia. Insomma, a Imola siamo un po' tutti matti, no? Quindi anche una sana dose di follia che poi si trasforma in fantasia, per cui è uno degli ingredienti. Con questo mix è nato il Carnevale dei Fantaveicoli, appunto quest'anno è la 20ª edizione, quindi ormai abbiamo già superato la maggiore età. Ci sono tanti eventi che ci aspettano, abbiamo Imola in Musica all'inizio di giugno, un'estate piena di musica con il Festival dell'Accademia Pianistica che praticamente ci regala delle sonorità classiche importanti per le ultime 2 settimane di luglio, no? Poi ci aspetta il Baccanale a settembre, abbiamo gare importanti invece che avverranno qui all'Autodromo a partire dalla Superbike, quindi insomma ci sono tanti eventi e tante occasioni per venire a scoprire e a conoscere Imola. Il pubblico tanto apprezza, anche perché sono feste belle queste, molto sentite dalla città, ma non solo, perché vedo auto che arrivano un po' da ovunque, dall'autostrada c'era già un ingorgo in uscita. Sì, abbiamo anche un raduno di camperisti che ha raggiunto l'11ª edizione e abbiamo 150 camper provenienti da tutta Italia, abbiamo anche un gruppo di camperisti addirittura che è arrivato da Campobasso, per cui veramente una festa che possiamo dire che è una festa che va oltre confini. Mancini ancora una volta partecipa al Carnevale dei Fantaveicoli, 20ª edizione quest'anno, mi raccomando, annotatevi bene il numero 10 perché è importante per 2 cose, perché veramente qui è la stravaganza ma soprattutto l'ingegno in persona, ma c'è un altro motivo, il titolo del tuo Fantaveicolo. Sì, il messaggio dove senti cantare, suonare, fermati, gli uomini malvagi non amano la musica, quindi dove c'è musica c'è allegria, c'è spirito di stare insieme, c'è con tutta la cattiveria che abbiamo oggigiorno al mondo, divertiamoci. Di buona musica. Un po' di buona musica. Che musica ci sarà qui oggi sul tuo Fantaveicolo? Il mio Fantaveicolo ho quella dei Pooh. Chi fermerà la musica? Chi la fermerà la musica? Allora, la chicca è qua dietro, perché cosa c'è qua dietro? Eccola qua. Per me ce l'ho sempre un pensiero per le donne, te lo sai, Sta a vedere, guarda il disco. La puntina, suonare il tacco, la puntina, il tacco, questa scarpa rossa che non manca mai con Renato Mancini, grazie per questa tua attenzione perché la musica è femmina. C'è un pensiero sempre. E perché questo? Perché ci vuole più rispetto per le donne, è ora di finirla. Questo è il direttore d'orchestra, questa è la cantante lirica, tanto per dire, vedi il violinista, per dire che le musiche sono belle tutte, cioè ci vuole rispetto, guardi i giovani. Dai giovani ai vecchi, la musica ti coinvolge. La rock star. Ma c'è anche il rap. Che poi lo sai, si fa così, come si fa, bimbe? Così. E vai. Roberto Corradini è ritornato a Imola con il volo di Leonardo. Da anni le splendide invenzioni, gli studi del genio di Leonardo hanno affascinato questo amico e l'idea di riprodurre una delle sue numerose macchine è sempre stata un suo chiodo fisso e quest'oggi l'ha replicata per noi. Grazie a Roberto Corradini. Are your hands shaking? Are your fists breaking? Are you climbing over walls? Are the times changing?
Maschera viene da dove? Io sono di Imola. Imola addirittura, insomma sente particolarmente il tema dei fantaveicoli o perlomeno il tema del carnevale. Sì, mi piace molto, devo dire la verità. È tutta di una sua creazione. Sì, tutta mia. Mi è venuta l'ispirazione ieri e ho creato. Ha creato così in un batter d'occhio. Sì, con quello che avevo e ho aggiunto qualcosa così. Cos'è il carnevale per lei? Per me è festa, magia e allegria. E tanta fantasia. Esatto, brava. Complimenti, la citeremo come menzione speciale al comune di Imola. Complimenti davvero. Lei si chiama? Il nome vero? Il nome in arte. In arte sono la regina della muerte. Direttamente da Faenza, gli amici di Formellino. Quanti fantaveicoli avete quest'oggi, Raffaele? Ne abbiamo 5 in sfilata, 2 a concorso e 3 ad invito. Di quelli che sono un po' storici, diciamo, perché avete fatto veramente la differenza. Abbiamo vinto gli anni precedenti. Allora, questo dietro credo che sia proprio uno dei vincitori delle scorse edizioni. Che è stato invitato alla partecipazione, come pure la tavola pedalabile, la quale l'abbiamo usata prima per farsi un ottimo pranzo con le tagliatelle al forno. Poi l'abbiamo messo in sfilata. Ma insomma mi sembra giusto, siamo in Romagna, non poteva essere che così. Quanti siete nel gruppo? E li ringraziamo tutti perché sono veramente favolosi i tuoi componenti. Siamo una sessantina divisi in 3 gruppi con i costumi diversi. Bene, allora il nostro cavalier Vittorio Tassoni, io provo a venire alla corte dei Tassoni, questa bellissima creazione, quest'anno ci stupisce con effetti speciali lei, Vittorio. Sì. E allora ho visto quando hanno inaugurato le Olimpiadi di Rio, ho visto questa bella cosa, mi ha affascinato, ho detto la voglio fare. E allora quest'anno il nostro cavalier Vittorio Tassoni presenta il caleidoscopio raggiante. Guidato dai Guardiani del Sole. Everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head. That we could stay alone, you and me and this temptation. Sipping on your lips, hanging on by a thread. Baby, late night walk. Evviva la protezione civile! Evviva la protezione civile! C'è la categoria dei gruppi mascherati, quella dei fantaveicoli e quella dei maxi fantaveicoli. Quindi c'è una giuria che aspetterà tutti i fantaveicoli e gruppi in piazza Matteotti e li vedrà sfilare e poi voterà. Paolino è il nostro invece speaker ufficiale della manifestazione. Radio Bruno, la vogliamo ricordare, è la radio ufficiale, sempre dei grandi, ci allietano con la loro bella voce ma con la loro bella musica e rendono questo carnevale dei fantaveicoli sempre più speciale, vero? È stato bellissimo come ogni anno, grande organizzazione, tantissima gente, giornata di sole splendida, direi il top. Dal palco si vedeva bene, Hai parlato bene, hai parlato bene. Ho parlato bene, sì. 2 o 3 auricolari e insomma è stato abbastanza sincronizzata la cosa, sì. Paolo, ma dal palco com'era a vedere tutto questo mare di pubblico? Tantissima gente. Ottimo risultato, poi tra l'altro l'unico carnevale ecologico d'Italia. Ricordiamolo. Senti, ma che fatica è gestirli quando arrivano in piazza? Tu dalla parte bassa e tu invece dall'alto. Ma ti ricordo che sono 15 anni che faccio questa cosa, sono parecchio allenato, però ogni anno è una roba imprevedibile. Ci vuole parecchia pazienza, però dai, un po' alla volta vedo che riusciamo sempre a portarla a casa. È bello a vederli anche dall'alto e gestirli anche da sopra. Assolutamente, sempre straordinario, Imola collabora sempre a questi eventi, guarda, ottimo risultato. Evviva Radio Bruno, evviva a tutti coloro, e ti prego Angelo di inquadrarli, del servizio, che sono stati fantastici, bravi, anche grazie a loro si è realizzato questo carnevale che è uno dei più belli, dei più tutelati, vogliamo ricordarlo. Assolutamente, sempre. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't
my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush, a lush life giving me